342.236 dosi di vaccino somministrate in 150 giorni, un lavoro ininterrotto dal 3 maggio al 29 settembre, quello del padiglione 8 della Fiera. Il centro vaccinale gestito dall'azienda ospedaliera chiude i battenti, più di 174.000 prime dosi, quasi 168.000 seconde dosi e 407 terze dosi. Qui è stato somministrato per lo più il vaccino Pfizer, ma anche AstraZeneca e più di 3.300 dosi di Johnson & Johnson. Oltre ai numeri, l'impegno di medici, infermieri, volontari di protezione civile, Croce Rossa e Croce Verde e una squadra di 20 diluitori, ovvero gli esperti nella preparazione delle dosi. Qui per la prima volta, grazie alla loro precisione, si è riusciti a ricavare da una fiala di vaccino non 6 ma ben 7 dosi. Nei giorni di massima affluenza il padiglione 8 ha attivato 40 ambulatori e 22 linee vaccinali. Insomma, i ritmi sono stati quelli di un reparto ospedaliero, una squadra sempre pronta a rassicurare anche i più timorosi. Paura gli anziani no, la mezza età mi pareva più preoccupata. I ragazzi venivano in compagnia. Dei giovani che arrivavano in gruppo agli anziani felici perché così avrebbero potuto riabbracciare i nipotini. Tante le storie rimaste nel cuore di chi ha lavorato al padiglione 8, tra queste quella di un bimbo cinese di 7 anni che ha accompagnato a turno tutti i suoi parenti facendo da interprete per loro. Tanti gli stranieri infatti che hanno aderito alla campagna vaccinale. Ci sono state alcune comunità che interamente sono venute qui, si sono fatte supportare, abbiamo cercato di organizzarci in maniera tale da poter far fronte a qualsiasi esigenza, cercando sempre di rispettare il loro modo di approcciarsi e le loro culture. Ora resta operativo il vicino padiglione 6 dell'USL. La campagna vaccinale infatti non rallenta, in parallelo con le prime e seconde dosi si comincerà anche con le terze per i sanitari. In azienda ospedaliera il primo a ricevere la cosiddetta dose booster è stato il direttore della pediatria Giorgio Perilongo, poi toccherà a Ivo Tiberio, responsabile della terapia intensiva, che da febbraio 2020 è in prima linea nella lotta contro il Covid. Sembra, ma è presto per dirlo, che il trend sia in controtendenza, nel senso che sia in riduzione rispetto a quello che avveniva l'anno scorso.